Ok, buonasera a tutti, vi chiedo di alzarvi in piedi in questo momento e leggeremo dei versetti, se vi va di aprire le vostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 3, versetti 8 e 9. Prima Pietro 3, 8, 9. Ok. La parola di Dio dice così: infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Preghiamo. Signore Padre, ti ringrazio per la tua parola oggi, ti ringrazio per la possibilità che ci dai di radunarci qua alla tua presenza insieme ai nostri fratelli, Padre. Ti ringrazio per la tua lode, per la tua adorazione, Padre. Ti chiedo che tu possa aiutarci davvero ad essere più compassionevoli, più umili, ad amarci a vicenda, Signore, e a rendere il bene anche quando ci viene fatto il male, Padre. Ti ringrazio per questo culto a te, Signore, lo dedichiamo a te, lo consegniamo a te. Tutto questo che stiamo facendo è con la volontà di renderti onore e rendere gloria a te, Padre. Ti ringrazio per la vita di ogni mio fratello e di ogni mia sorella che è qua questa sera, che ha scelto di poter essere qua, quando magari poteva fare 3000 altre cose, Signore, ma ha scelto di essere qua insieme a noi, Signore, ad ascoltare la tua parola. Quindi ti chiedo, Padre, che la tua parola possa parlare ai nostri cuori, ti chiedo che la tua lode possa smuovere i nostri animi, i nostri spiriti, Signore, che noi possiamo ascoltare la voce dello Spirito Santo che ci parla questa sera, Signore, e che possiamo lasciarci formare e modificare da te, Padre. Ti ringrazio per la tua presenza, per il tuo amore e per la tua bontà, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Tante parole potrebbero mai esprimere ciò che in me non so pregare mai. Sospiri ineffabili arrivano a te. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire è che ho bisogno di te. Vieni con potenza e tocca il cuore mio. Io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sciogli ogni legame e tornerò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Quante parole potrei dirti senza che io ci creda davvero, ma c'è una certezza in me, solo tu puoi colmare la sete che ho. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire è che ho bisogno di te. Vieni con potenza e tocca il cuore mio. Io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sciogli ogni legame e correrò con te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Io ti apro il cuore mio e ti confesso ogni vergogna. Il tuo sangue lava via ogni peccato dentro me. Stendi
sono pronto, compi l'opera tua. Sciogli ogni legame e correrò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Padre, ti ringraziamo per questo momento speciale, Signore, che possiamo essere riuniti insieme tra fratelli, Padre, in questa chiesa. E ti chiedo che la tua parola, Signore, oggi possa toccare i nostri cuori, Signore, che tu possa parlarci, Padre, tramite la tua parola, Signore. E ti chiedo che in questo momento possiamo innalzare un'unica voce, Signore, per lodarti, Signore, sapendo che tu sei grande, che tu sei un Dio che siede sul trono di gloria, un Dio che si preoccupa del suo popolo. E ti ringrazio per questa tua grazia e per questo tuo amore verso di noi, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Sei seduto sui cherubini, tu che siedi sul trono tra i serafini. Che sei acclamato dai tuoi angeli, vieni qui tra noi. Tu che sei seduto sul trono di gloria, siedi sul trono tra le lodi del tuo popolo. Tu che sei acclamato dalla tua Chiesa, vieni qui tra noi. Vieni qui tra noi, riempici di te. Vieni qui tra noi, riempi
tra noi. Vieni qui tra noi, riempici di te. Vieni qui tra noi, riempi la mia vita, Signore. Vieni qui tra noi, riempici di te. Vieni qui tra noi, riempi la mia vita, Signore. Grazie Signore per avere l'opportunità oggi di lodarti, Signore, riconoscere la tua grandezza, Padre, riconoscere, Signore, che tu sei sul trono di gloria, Padre, sei sopra ogni creatura, Padre, sei colui che ci ha creato, Signore, sei colui che ci ama e che si prenda cura di noi, Padre. Grazie per essere il Dio che sei, Signore. Amen. Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Re della storia e Re della gloria, sei sceso in terra fra noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amore. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Non so quant'è costato a te morire in croce un dì per me. Non so quant'è
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Ancora una volta, solo la Chiesa. Sono Siamo qui a lodarti, Padre. Siamo qui davanti a te, Signore, con le nostre voci, con le nostre vite, Padre. Siamo disposti a lodarti tramite le nostre azioni, il nostro canto, Padre. Siamo qui come un unico corpo, Signore, un'unica chiesa dei fratelli, Signore, che ti lodano, Padre. Perché tu sei Re, Signore, sei l'unico che si merita la lode, si merita la gloria, Padre. E noi innalziamo le nostre voci, Signore, all'unisono, sapendo che tu ci ascolti, Padre, sapendo che tu sei grande, sei il nostro Re, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen, amen. Molto bene. Com'è andata la settimana? Difficile? Bene. Allora ragazzi, voi sappiate molto bene, no, che stiamo lavorando sulla lettera ai Colossesi. Stasera vedremo insieme due cose molto interessanti, ok? Che di solito non vengono, diciamo, predicate così all'interno della Chiesa, perché logicamente vengono, cioè, predicate altri argomenti come peccato, Spirito Santo, amore, perdono, sono cose che vengono predicate di più. Ma queste due cose che vedremo oggi sono due cose interessanti e che se noi vediamo molto bene, sono due cose che se noi guardiamo dal punto di vista della nostra società oggi e di quello che noi viviamo oggi, sono due cose molto molto interessanti di cui possiamo appunto prendere come esempio e applicarlo nella nostra vita quotidiana, ok? E cosa sono queste due cose? La prima è una falsa umiltà oppure una pretesa umiltà e la seconda è l'ascetismo. Ok, l'ascetismo noi vedremo un po' più avanti. Quindi il primo argomento sarà proprio la falsa umiltà. E secondo voi cos'è proprio la falsa umiltà? Oppure cos'è avere una falsa umiltà? Provate a immaginare cosa vuol dire questa cosa. Allora, falsa umiltà è quando qualcuno riceve un complimento, ok? E in quel momento invece della persona ringraziare quel complimento, dice no, ma non è proprio così che stai dicendo, ok? Non è proprio così che tu pensi, magari no. E questa persona magari non riesce proprio a fare una valutazione giusta di se stessa. Ad esempio, vi do un esempio, no? Diciamo che alla fine di questa predica qua qualcuno viene da me e mi dice così: Miguel, che predica? Cioè ha parlato tantissimo con me. E io dico, no, ma scusa, non è proprio così, no? Non è come avete pensato. E perché questa è una falsa umiltà? Perché io non sto facendo un giudizio di me stesso. Non è che io sono bravo, ma io riconosco i talenti che Dio mi ha dato. Perché? C'è il Signore, il nostro Signore, e noi qua che siamo dei servi, giusto?
io qua in questo momento sto servendo il Signore, sto condividendo con voi il talento che Lui mi ha donato. Quindi in questo momento io devo riconoscere che questo è il mio talento e io lo sto mettendo in pratica, cioè io sto facendo la sua volontà. Se io in questo caso dico così, no, ma non è proprio così che state pensando, io in quel momento non sto appunto facendo un giudizio corretto di me stesso, cioè il talento che Dio mi ha dato. Però devo capire una cosa in assoluto, la persona che mi ha dato sto talento. Questa è la cosa più importante, devo capire chi mi ha dato il talento, che è il Signore Gesù Cristo. Quindi essere umile è proprio fare un giudizio corretto, cioè io riconosco la mia situazione attuale, so chi sono e provo in qualche maniera appunto cercare l'aiuto di una persona quando ho bisogno. Più avanti vedremo un po' questa cosa. Quindi qual è il pericolo appunto di questa risposta? Cioè nel momento in cui non faccio il giudizio corretto di me stesso, vuol dire che sono solo orgoglioso. Perché in cuor mio so esattamente che, diciamo, tra virgolette, sono bravo, ma esternamente quando vado a parlare non dico questa cosa. E perché c'è un pericolo grandissimo? Perché il Vangelo è quello che trasforma da dentro verso fuori. Quindi il pericolo si trova dentro il nostro cuore. Quindi nel momento in cui io faccio un giudizio corretto di me stesso, sono appunto in grado di migliorare me stesso. Quindi è molto importante che quando una persona viene da noi sappiamo esattamente differenziare, cioè distinguere le cose. Nel momento in cui la persona mi dice guarda che tu sei bravo, tu riconosci appunto i tuoi doti, cioè i tuoi talenti, ma sapendo che è Lui che te li ha dati. Ok? Quindi il contesto che noi stiamo vedendo qua è proprio quello che negli ultimi sabati abbiamo visto, quindi tutto il contesto dentro di questa lettera ai Colossesi, che dice così, versetto 18, leggiamo insieme. Nessuno vi derubi al suo piacere del vostro premio, con pretesto di falsa umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale, senza attenersi al capo da cui tutto il corpo ben fornito e congiunto, insieme mediante le aggiunture e i legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio. Leggiamo fin qua. Quindi, il contesto, noi abbiamo già visto. Abbiamo parlato del gnosticismo, abbiamo visto settimana scorsa il legalismo giudaico di quella chiesa, no? Vi ricordate? Non guardate soltanto il pane che avete mangiato, i sabati, i nuviloni, cioè le feste. Quindi il legalismo, cioè stavano prendendo appunto tutta la tradizione giudaica e cercando di introdurla dentro la Chiesa, che era una cosa sbagliata. Adesso siamo arrivati al punto dove Paolo inizia a scrivere appunto per queste persone che volevano appunto servire a angeli, che qua vediamo esattamente quando dice così, culto degli angeli. Non so se vi ricordate, ma questo c'è anche una cosa che parlava tantissimo anche con lo gnosticismo, che era quello, non adoriamo Gesù Cristo perché noi proprio non siamo in grado di adorarlo. Lui è una persona molto più grande di noi, dobbiamo adorare gli angeli, perché gli angeli sì, attraverso di loro, cioè noi siamo più umili, hai capito? Noi non adoriamo Gesù Cristo, questa è una persona molto perfetta per noi, adoriamo solo gli angeli. E in quel caso stava dicendo così, ma questa è una falsa umiltà. Perché? Perché se noi possiamo adorare Gesù Cristo, se voi avete già ricevuto Gesù Cristo, dobbiamo adorare soltanto a Lui. Questo era il contesto. E quindi, quando noi vediamo esattamente questa cosa qua, ricordiamoci quindi degli angeli, di cui Paolo stava parlando, che erano questi angeli, che si chiamava Ions, ok? E che erano appunto delle persone che erano creature, no? Che erano responsabili per fare quindi il tramite fino il nostro Signore, il nostro Dio. Quindi era un'idea che praticamente queste persone dovevano essere adorate. Ma quindi perché ho iniziato quindi parlando di una falsa umiltà? Perché questa falsa umiltà ci porta ad avere anche una fede sbagliata. Cioè nel senso in cui noi abbiamo la fede giusta,
adoriamo il nostro Dio di maniera giusta, è anche il Dio giusto. Apriamo le nostre Bibbie, 1 Corinzi, capitolo 15, versetto 9 e versetto 10. Che dice così, lo stesso Paolo: perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Se leggessimo fin questo versetto qua, possiamo immaginare che Paolo appunto sta dicendo che lui non merita niente, anche se lui logicamente non meritasse niente. Intendete quello che sto dicendo? Ma quello che sta dicendo, se noi leggiamo solo questo versetto qua, dice che è come se lui avesse appunto questa falsa umiltà. Ma adesso leggiamo il versetto 10 che dice così: ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, cioè degli apostoli. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Paolo stava facendo un giudizio corretto, stava dicendo: guarda, io ho faticato di più, io ho lavorato di più, ho fatto molto di più di tutti quegli altri apostoli. Ma lui sta dicendo: è attraverso la grazia di Dio, è attraverso soltanto la grazia di Dio che ho potuto fare tutte queste cose qua. Quindi Paolo riconosce appunto che ha lavorato di più. Paolo riconosce che allo stesso modo sa benissimo che è stato possibile soltanto per la grazia di Dio. E questa è la differenza nella nostra vita, ragazzi. Noi dobbiamo fare un giudizio corretto di noi stessi, ma è soltanto attraverso la grazia di Dio nella nostra vita. E perché sto dicendo questa cosa? Oggi all'interno della Chiesa ci sono tanti ministeri. Vi ricordate, no, dell'anniversario della Lega Move, che qua abbiamo proiettato qua l'organogramma. Forse ci sono tante persone all'interno di una Chiesa che non capiscono esattamente e pensano di non essere capaci magari di servire il Signore, che pensano così: io non sono bravo abbastanza. Ma oggi il Signore ti sta dicendo che tu hai un talento, che tu sai benissimo di questo talento, e tante volte non lo vuoi utilizzare nel servizio al Signore perché pensi di non essere bravo abbastanza. Una cosa ti dico: non siamo bravi abbastanza, è solo la grazia di Dio, ma dobbiamo riconoscere il nostro talento, dobbiamo riconoscere il nostro dono. Io sono sicuro che se mi mettessero a cantare qua tutti i sabati, era meglio che io non cantassi. Perché? Perché io sto servendo il Signore con quello che ho di migliore. È quello che posso contribuire di più nel regno del Signore. E tutti noi dobbiamo cercare un posto dentro la Chiesa di cui possiamo far parte e soprattutto servire il Signore. Ed era questo che Paolo stava dicendo. Ed era esattamente questo, che era soltanto attraverso la grazia di Dio. Se oggi sono qua è per la grazia di Dio. Se oggi sono qua a condividere questa parola con voi è perché la grazia di Dio mi ha sostenuto fin qua. La psicologia moderna adesso usa il termine modesto più spesso al posto di umiltà. E cosa significa vivere la verità? No? Che in realtà è praticamente questo, no? Significa vivere la verità su se stessi, cioè essere onesti con se stessi e con gli altri. C'era un teologo molto famoso all'inizio della Chiesa che si chiamava Agostino di Ippona, che lui diceva così, che ogni umiltà consiste nel conoscere se stessi. Quindi parla un'altra volta di questa necessità di conoscere noi stessi, cioè di sapere le nostre limitazioni, di sapere quello che abbiamo di meglio per offrire nel regno del Signore. Le persone umili vogliono migliorare. Io mi ricordo che quando mi allenavo, quando giocavo a calcio, mi ricordo di arrivare ogni giorno lì e sapere che dovevo migliorare la mia gamba sinistra, perché il mio allenatore mi ha detto: adesso stai giocando proprio sulla fascia sinistra, come fai a giocare qua se non sai calciare con la gamba sinistra? E lì arrivavo ogni giorno e sapevo che veramente dovevo migliorare, e che prendevo il pallone, calciavo, e gli ho riconosciuto veramente che avevo bisogno di migliorare. Nel regno del Signore è anche così.
quando facciamo un giudizio corretto di noi stessi, sappiamo qual è l'area della nostra vita che abbiamo bisogno di migliorare. Qual è quella cosa che non sta andando tanto bene nella nostra vita. Quindi dobbiamo avere questa maturità. Essere umile è essere anche maturo, perché noi lasciamo stare l'orgoglio, lasciamo stare le persone orgogliose che siamo e iniziamo appunto ad avere umiltà nella nostra vita. E la vera umiltà è proprio una fonte di fiducia, perché se pensiamo bene porta anche coraggio e libertà alla nostra vita. Le persone umili non implorano, diciamo così, un riconoscimento. E oggi abbiamo proprio una generazione che ha bisogno di riconoscimento, non è vero? Abbiamo necessità di avere proprio questa valutazione, questa validità attraverso i social. Io posto qualcosa, è molto più importante quello che faccio, cioè il like, di quello che sono. Quindi abbiamo questo problema nella nostra generazione e soprattutto quando noi siamo delle persone umili, che non siamo orgogliose, non siamo delle persone che magari siamo molto sensibili alle critiche, non ci feriamo facilmente, non ci scoraggiamo, perché abbiamo proprio questa sensibilità di ascoltare e sapere che abbiamo bisogno di migliorare. Quindi se qualcuno arriva da te e ti dice così, guarda che questa cosa qua è meglio tu ripensare e fare di maniera diversa, vuol dire che tu sei una persona umile, che ascolta, e che tu dici così, veramente ho bisogno di migliorare. Tu non sei proprio sensibile, non ti scoraggi, tu vai avanti. E questo concetto di umiltà, dove possiamo trovarlo nella Bibbia? Allora, Matteo 5, versetto 3, è anche un testo che abbiamo anche visto qua, no? Nei giovani, dice così: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Questo termine qua, beate, cioè poveri in spirito, cosa voleva dire? Se noi andiamo nell'originale ebraico, anche nei manoscritti che sono stati trovati a Qumran, non so se avete mai fatto una ricerca, questi manoscritti erano appunto, e c'erano delle espressioni di quell'epoca, cioè una espressione, se non mi sbaglio adesso, si chiamava Anavei Hua. Hua era, cioè, soffio, vento, spirito. Anavei era come se il vento soffiasse e c'erano i grani e i grani si inchinavano di fronte a questo vento. Quindi, se noi prendiamo questa cosa e portiamo nella nostra vita, cosa vuol dire? Il vento dello Spirito Santo, quando soffia su di noi ci inchiniamo. Cioè io riconosco che ho bisogno di Lui. Io sono umile abbastanza per riconoscere che Lui è il mio Signore. Quindi il concetto di umiltà è proprio quello di riconoscere chi è il nostro Signore, di sapere chi sono io e che io ho bisogno di Lui. E attraverso questa valutazione che facciamo di noi stessi, riconosco che ho bisogno di Lui. Un altro concetto che possiamo vedere di falsa umiltà è Luca 15. Quando il figlio prodigo torna a casa e Gesù stava raccontando questa parabola, guarda cosa dice il figlio più grande. Versetto 29. Ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Falsa umiltà, ragazzi, è anche servire il nostro Signore pensando che noi stiamo facendo una cosa bellissima per Lui, ma con la forza del nostro braccio. Quando noi serviamo il Signore non è per generare dentro di noi
quello orgoglio, perché adesso io sono, sai, il servo più bello, faccio sempre la cosa migliore per il Signore. Questa è una falsa umiltà, perché dentro il cuore del figlio più grande c'era una falsa umiltà, perché lui faceva perché voleva vedere solo i risultati, non lo faceva perché voleva appunto servire il Signore per amore a lui. Era una falsa umiltà. E quando torna il suo fratello, lui dice: questo tuo figlio, non l'ha chiamato neanche fratello. Lui era molto più preoccupato nel fatto solo di pensare a se stesso. Lo faccio non perché sto servendo, ma faccio perché io sono bravo abbastanza, senza riconoscere appunto chi era il suo padre. E la risposta è stata così. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me, e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Il padre stava dicendo: tu non devi fare le cose pensando a se stesso, tu devi fare le cose pensando nella radice del problema, cioè pensando nel fulcro della situazione. Tu devi fare di cuor tuo, non perché vuoi fare qualcosa per farsi vedere, perché solo perché stai servendo. No, questa è una falsa umiltà. E Paolo conclude quindi il suo argomento nel versetto 19, dicendo così: senza attenersi al capo, da cui tutto il corpo, ben fornito e congiunto, insieme, mediante le giunture e i legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio. Tutti noi facciamo parte del corpo. Prima Corinzi capitolo 12 parla appunto di questa cosa. Tutti noi abbiamo i ruoli dentro un ministero, cioè che è la Chiesa, che è il corpo del Signore. Ma dobbiamo capire chi è il capo, che è Gesù Cristo. Lui è il capo. Io posso fare delle cose che tu non puoi fare, ma tu puoi fare tantissime altre cose che io non posso fare. E questa diversità fa parte di un corpo di Cristo, fa parte della Chiesa. E uniti, insieme, possiamo fare il nostro meglio per il nostro Signore. Era questo che Paolo stava dicendo. Io so chi sono, io so anche chi voi siete. Non dovete adorare gli angeli, dovete adorare il nostro Signore, perché Lui è il capo della Chiesa. Lui è il Signore, noi siamo soltanto servi, ma sapete che voi avete un compito, avete sì dei doni da mettere in pratica. Matteo 25 parla di questa cosa. Quello che ha ricevuto 10 li ha messi in pratica, ha raggiunto altri 10, l'altro che ha ricevuto 2 ne ha raggiunto altri 2, e quello che ha ricevuto soltanto un dono gli ha proprio scavato un buco in mezzo alla terra e li ha messo là. Il talento che hai, ragazzi, il talento che avete, dovete mettere in pratica. Dovete fare altri 10, dovete fare altri 2, 5. Quello che avete ricevuto dovete mettere in pratica. Dovete usare nel regno del Signore, facendo un giudizio corretto di voi stessi, riconoscendo quello che Dio ha messo nella vostra vita. E da lì possiamo capire come possiamo servire nell'opera del Signore. Amen. Ha senso per voi? Continuiamo. Il versetto 20 dice così: se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Quelle cose hanno, è vero, una reputazione di sapienza per quel tanto che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne. E qua siamo arrivati quindi a quello che vi avevo detto prima, l'ascetismo. Che cos'era l'ascetismo? Allora, l'ascetismo deriva dal greco ascesis, che vuol dire pratica, allenamento, esercizio. Risale del secolo III, inizio del secolo II, molto probabilmente nell'India antica, e che dove si sono originati il buddismo, l'induismo, il jainismo, quindi tutte queste cose che avevano una pratica, cioè un'austerità del corpo come principio, e negando i diritti del corpo, cioè il piacere del corpo. Nel senso, affinché io abbia appunto
una spiritualità elevata, devo negare i desideri del mio corpo, i piaceri del mio corpo, cioè una austerità del corpo, affinché io abbia appunto una spiritualità elevatissima. Ed era questa cosa che Paolo stava parlando, dell'ascetismo dentro della Chiesa. E quindi tra le sue pratiche soprattutto stanno digiuno, celibato, autoflagellazione, astenersi dal cibo, isolamento, accattonaggio. Però vorrei proprio prendere il digiuno come una cosa da cui trattare qua, perché il digiuno è diverso dell'ascetismo, cioè il digiuno è una cosa che viene fatta all'interno della Chiesa, è una disciplina, non è il fine, ma è l'istrumento. E qual è la differenza? Cioè, nell'ascetismo loro credono appunto che il digiuno è come se fosse la parte finale della situazione, cioè io faccio questa cosa qua per essere più spirituale. No. Mentre invece dentro la Chiesa noi usiamo il digiuno per arrivare al nostro Signore. È una via di mezzo, è diverso. E perché dobbiamo appunto prendere questa cosa qua come una cosa molto importante? Perché la motivazione del nostro cuore è quello che fa la differenza. Quando digiuno devo prendere appunto la motivazione del mio cuore come la cosa più importante. Non posso fare un digiuno pensando appunto di usare questa situazione come se fosse, come vi ho detto prima, la parte finale. Ma io devo prendere il digiuno per, sì, mortificare la mia carne, ma sapendo che Dio parlerà con me in quel momento. Quando Gesù è stato nel deserto, che ha subito quindi la tentazione del diavolo, una cosa importante lui ha detto al diavolo. Lui ha detto, non solo di pane vivrà l'uomo. Lui stava dicendo che il pane è importante, che dobbiamo mangiare, ma lui stava dicendo che lo spirituale sovrappone il naturale. Quindi noi dobbiamo sapere che la nostra vita con Gesù Cristo è molto più importante della nostra vita naturale qua. Ed era questo che lui stava dicendo, non che adesso il pane non è più importante, cioè il pane fisico, ma la motivazione del nostro cuore, come tante volte vi ho già detto qua, è la cosa importante. E perché anche il digiuno è importante? Se non fosse importante Gesù non l'avrebbe fatto. L'altra cosa, tra tutti i problemi, no, che la Chiesa di Colosse affrontava, come vi ho detto prima, forse l'ascetismo è quello che troviamo di più all'interno della Chiesa oggi. Perché? Io vengo di una generazione dove tante cose erano peccato. Ad esempio, film della Disney era peccato. La TV, la propria TV era peccato. Non si poteva neanche guardare la TV. Coca-Cola era peccato. Ma sai per cosa? Perché prendevano appunto il coso cioè l'etichetta della Coca-Cola, quando la giravano c'era una frase tipica che dicevano, vedi, questa cosa è del diavolo, non si può bere Coca-Cola. Giocare a calcio, non si poteva. Domenica chiesa, solo chiesa, giocare a calcio è peccato. Per le donne, non potete andare in costumi alla spiaggia, peccato. Gonna? No, gonna sì, pantaloni no. Io vengo di questa generazione. Anche le altre cose, Hello Kitty, peccato. C'era sempre un messaggio subliminare. Anche Shusha. Era una signora in Brasile che faceva, sai, un programma con i bambini, era peccato. Un'altra cosa, tagliare i capelli, peccato per le donne. Fare le sopracciglia, peccato, non si poteva. Quindi immaginate le donne, com'erano. Proprio primate, no? Che avevano la monociglia, non la sopracciglia. Ecco, adesso è arrivata la depilazione, quindi le donne possono appunto... Quindi io vengo di una generazione di 30-40 anni fa, adesso sto diventando vecchio, che noi cristiani eravamo molto più conosciuti per quello che non facevamo, piuttosto per quello che facevamo.
E perché l'ascetismo è molto delicato all'interno di una chiesa? Perché un cristiano non può essere riconosciuto per quello che non fa. Un cristiano deve essere riconosciuto per quello che fa. Interessante che il finale del versetto 23, Paolo dice così: servono solo a soddisfare la carne. Cioè, se noi pensiamo che attraverso i nostri no possiamo avere proprio una spiritualità elevata, stiamo sbagliando. Le persone al di fuori della Chiesa devono guardarci e appunto vedere nella nostra vita Gesù Cristo, ma non perché non beviamo, non perché non balliamo, non perché non giochiamo a calcio, non perché le donne non fanno la sopracciglia, non perché usano solo gonna, no. Le persone devono vedere Gesù Cristo attraverso la nostra vita perché leggiamo la Bibbia, perché preghiamo, perché perdoniamo, perché amiamo, per quello che Gesù ha fatto per noi e che oggi trasmettiamo attraverso la nostra vita. Quindi un cristiano non è pessimista, un cristiano è positivo per le cose dell'alto. Ed è tanto interessante che noi non riusciamo a capire questa cosa, perché se Paolo sta dicendo che queste cose sono soltanto per soddisfare la carne, questo non ha il potere di mortificare la carne. Sapete perché? Perché è soltanto attraverso lo Spirito Santo nella nostra vita che riusciamo ad essere santificati. Cioè Gesù Cristo ha fatto il lavoro che doveva fare nel senso di giustificarci attraverso la sua morte e risurrezione sulla croce. È venuto lo Spirito Santo che Lui ha il potere di santificarci. È soltanto attraverso lo Spirito Santo. Questa è l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, santificarci. E qua non sto dicendo che noi adesso possiamo fare tutto quello che vogliamo, non è questo che sto dicendo. Quello che non facciamo è soltanto un segnale che noi siamo stati convertiti al Vangelo. Però se vogliamo essere veramente convertiti, dobbiamo cercare ancora di più il nostro Signore, perché è soltanto lo Spirito Santo nella nostra vita che ha questo potere di santificarci. Una volta ho letto un libro, che adesso non mi ricordo il nome, ma che parlava appunto del metodo di cui hanno usato negli Stati Uniti per combattere le banconote false. E pensate, qual è stata il loro metodo? È stato proprio quello di mettere in contatto a tutte quelle persone che erano, per fare quindi il giudizio per valutare le banconote false, in contatto con le banconote solo veritiere. E voi potete pensare, ma come mai dovevano essere in contatto quindi con le false? No. Loro dicevano che nel momento in cui erano in contatto con le banconote veritiere, nel momento in cui saltasse fuori magari un banconote falso, sapevano subito che era falso, perché conoscevano la verità. E nella vita di un cristiano deve essere così. Noi dobbiamo essere in contatto ogni giorno con lo Spirito Santo. E nel momento in cui lo Spirito Santo ci costringe quindi a prendere una decisione, sappiamo che stiamo prendendo una decisione non perché vogliamo dimostrare che siamo cristiani, ma perché stiamo piacendo il nostro Signore, perché stiamo piacendo il nostro Dio. E qua c'è la differenza. Noi non facciamo una determinata cosa perché vogliamo essere magari santi. Noi non facciamo quella cosa perché lo Spirito Santo è dentro di noi. E Lui ci sta dicendo di non farla. Anzi, noi siamo talmente collegati con lo Spirito Santo che non abbiamo proprio voglia di fare quella determinata cosa. Sapete perché? Prima di Giovanni, capitolo 3, versetto 4, dice che il peccato è la trasgressione della legge. Nel momento in cui noi trasgrediamo la legge, siamo in peccato. Quindi se noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, siamo appunto delle persone che facciamo parte della famiglia del nostro Signore e adesso abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi per poter dire no a quella determinata cosa. Ma nel momento in cui noi trasgrediamo la legge, siamo proprio staccati di questa presenza. E lo Spirito Santo non è che lascia di vivere dentro di noi, ma forse non sarà sopra di noi. Perché Lui non vuole appunto vivere con noi, cioè non può vivere col peccato. E perché è importante quindi avere questa cosa molto chiara nella nostra testa? Perché dobbiamo capire dove è iniziato tutto. Nel giardino. Adamo ha peccato e cosa è successo?
si è staccato dal Signore, si è staccato da Dio. Però Gesù era in mezzo al deserto e lui non ha peccato, ma c'è una differenza. Luca 4, versetto 1. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. C'era una differenza di geografia, uno era nel giardino, l'altro nel deserto, però la differenza era in Gesù, lui era pieno dello Spirito Santo e ha potuto quindi sopportare la tentazione. Nella nostra vita è così, magari siamo in bel posto, abbiamo belle compagnie, facciamo delle belle cose, ma ci manca lo Spirito Santo. Ci manca essere proprio pieno dello Spirito Santo. E magari siamo in altri posti in cui siamo proprio scarsi, non abbiamo niente, ma siamo pieni dello Spirito Santo e riusciamo ad essere fedeli. Ma non perché diciamo no a una determinata cosa, ma perché lo Spirito Santo è dentro di noi e vogliamo tanto il regno di Dio, vogliamo tanto le cose dell'alto, che non abbiamo neanche spazio per le cose che non ci, avvicinano al nostro Signore. Quindi che possiamo cambiare la nostra mentalità, che non è il fatto di dire no a una determinata cosa, che riusciamo proprio a mortificare la nostra carne, ma è il fatto di dire sì al nostro Signore, la parte veritiera della nostra vita. E questo non darà mai spazio a quello che magari noi stiamo lottando, è la nostra lotta costante. Amen. E vorrei quindi finire qua e chiamo anche il gruppo di lode. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 45, che dice così: così anche sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Paolo stava dicendo così: noi siamo appunto del lignaggio di Adamo, abbiamo il peccato nella nostra anima, abbiamo appunto questo peccato originale nella nostra anima. Però Gesù è venuto per cambiare questa situazione. Noi siamo esseri terrestri, ma se noi nasciamo un'altra volta dall'acqua e dallo Spirito, come Gesù ha detto a Nicodemo in Giovanni capitolo 3, noi possiamo essere delle persone che hanno appunto questo filo celeste, cioè possiamo diventare esseri celesti e riuscire a combattere appunto tutto quello che è nella nostra vita, il peccato, attraverso lo Spirito Santo che è dentro di noi. Forse, e dico non forse, ma con tutta la certezza, qua sarà soltanto un passaggio. Il nostro corpo sarà glorificato senza peccato soltanto quando il nostro Signore tornerà. Ma qua oggi abbiamo lo Spirito Santo e che Lui dentro di noi può combattere appunto il peccato della nostra vita. Quindi Gesù ci ha già giustificato, come Paolo ha detto nella sua lettera. Lui è il capo. Lo Spirito Santo ha il potere di santificarci, di liberarci dal potere del peccato. E se noi abbiamo lo Spirito Santo nella nostra vita, possiamo sì combattere questa cosa. Perciò non pensare
che quando tu dici di no e che magari tu hai una disciplina elevata nella tua vita, puoi combattere, puoi vincere quella determinata cosa, perché magari il diavolo ti troverà in un giorno in cui tu non sei proprio disciplinato e tu cederai appunto a quella situazione là. Ma quando tu hai lo Spirito Santo dentro di te, non stai lottando per te stesso, ma hai lo Spirito Santo dentro di te che lotta per te. E questa è la differenza. Quindi vorrei pregare con te, potete alzarvi in piedi per concludere qua. Signore, vogliamo ringraziarti per questo momento, vogliamo chiederti, Signore, che nel nome santo di Gesù tu possa benedire la nostra vita, benedire, Signore, ogni spazio, Signore, della nostra vita dentro il nostro cuore, e che tu, Signore, possa colmare dentro il nostro cuore tutti i buchi, Signore, che ci sono in questo momento. Spirito Santo, ti invitiamo, vieni a far veramente dimora dentro di noi e che possiamo imparare da te tutto quello che vuoi, che attraverso, Signore, lo Spirito Santo possiamo vincere queste battaglie, queste guerre che stiamo affrontando nelle nostre vite, magari guerre interne, guerre, Signore, che tante persone non sanno, perché sono guerre, Signore, che stiamo combattendo da soli, Signore, con te soltanto. Quindi vieni ad aiutarci, vieni a darci, Signore, il tuo aiuto, perché abbiamo bisogno di te. Riconosciamo, Signore, che siamo delle persone peccatori e che abbiamo bisogno, Signore, di te. Nel nome santo di Gesù, Signore. Amen. Non c'è mai stato un Dio come te, in nessun altro troverei un amore così, così unico e così speciale. Con la tua vita dentro me posso capire questo amore imparagonabile, fedele e così speciale. Sei il mio riposo, il mio sostegno, rifugio. Sei la mia fonte, la mia rocca. Sei misericordia e sotto le tue ali, Signore, io mi nascondo, io ti aspetto, perché so che tu ti prendi cura di me.
c'è mai stato un Dio come te, in nessun altro troverei un amore così, così unico e così speciale. Con la tua vita dentro me posso capire questo amore imparagonabile, fedele e così speciale. Sei il mio riposo, il mio sostegno, rifugio. Sei la mia fonte, la mia rocca. Sei misericordia di sotto le tue ali, Signore. Io mi nascondo, io ti aspetto, perché so che tu cura di me. Prendi cura di me, Signore. Prendi cura di me, Signore. Prendi cura di me. Sei il mio riposo, il mio sostegno, rifugio. Sei la mia fonte, la mia rocca. Sei misericordia e sotto le tue ali, Signore. Io mi nascondo, io ti aspetto, perché so che tu prendi cura di me. Grazie Padre per questo momento, Signore, grazie perché abbiamo avuto la possibilità di ascoltare la tua parola anche questa settimana, Padre. E ti chiedo che questo seme che è stato piantato sui nostri cuori, Padre, possa crescere, Signore, in questa settimana, che possiamo riflettere sulla tua parola, Padre. E ti ringrazio per questo momento, per questa chiesa, per i nostri fratelli, Padre. Amen. Potete sedervi. Grazie. Ok, allora, avvisi. Allora, sono partiti i corsi teologici e dottrinari. Qualsiasi informazione è con Pastor Caio. Poi, il 19 ottobre, una domenica, ci sarà la nostra assemblea ordinaria. Quindi se siete membri della Chiesa, anche se magari non avete ancora raggiunto l'età del voto, non so quanti qua, che sarebbero 16 anni, ma se siete membri magari potete partecipare per capire un po' come funziona, capire cosa parliamo. In prima convocazione all'1:30, invece seconda convocazione alle 2. Quindi entro le 2, se siete membri e volete partecipare all'assemblea, venite. Poi il 31 ottobre alle 10, quindi a fine mese, l'ultimo giorno di questo mese, il giorno di Halloween, alle 10 di sera qua in chiesa ci sarà una veglia di preghiera, quindi siete caldamente invitati ad esserci, a partecipare e niente, ad essere insieme a noi a pregare per varie tematiche. Infine, i piccoli gruppi di questa sera, le
Le ragazze, adolescenti e giovani, sono con Amanda, che è là dietro, per chi non conosce, e invece i ragazzi, che siano adolescenti o giovani, sono con Miguel, il predicatore di questa sera. E niente, ridò la parola alla lode. Alziamoci in piedi per lodare un'ultima volta il Signore, cantare questa canzone un'ultima volta insieme. Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Re della storia e Re della gloria, sei sceso in terra fra noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amore. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Non so quant'è costato a te morire in croce lì per me. Non so quant'è costato a te morire in croce lì per me. Non so quant'è costato a te morire in croce lì per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Ti ringraziamo, Signore, perché possiamo un'altra volta lodarti, Padre, come un unico corpo, Signore, come dei fratelli, come una sola Chiesa, Padre. Ti chiedo che questa settimana possiamo lodarti con le nostre azioni, Signore, con le nostre parole, non solo con le nostre voci, Padre. Grazie per quello che sei e per quello che sarai sempre, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi.